Veneto 1 con voi. Focus Attualità. Veneto 1 con voi, ben ritrovati sui nostri canali social, video e sui 97.500 di Radio Veneto 1. I nostri figli trascorrono fin da piccoli, da piccolissimi, troppe ore davanti ai tablet, davanti ai telefonini e davanti alle console. E tutto questo può provocare dei danni cognitivi e sociali di relazione. È un allarme che puntualmente gli esperti lanciano, gli psicologi, psichiatri, psicoterapeuti e gli educatori in generale. E anche di questo si parlerà in una serata in programma mercoledì alla Biblioteca di Giavera del Montello. Una serata che ha come titolo Giochi da tavolo, l'alternativa alla dipendenza dalla tecnologia. E la relatrice della serata sarà la dottoressa Doriana Binotto, psicologo esperta in particolare delle problematiche cognitive dell'apprendimento e dei problemi legati appunto soprattutto anche all'età giovanissima, alla fascia dagli 0 ai 3 anni. E la dottoressa Doriana Binotto è qui con me in studio e ringrazio per essere qui con noi. Grazie Buongiorno a voi. E ben ritrovata. Buongiorno. Allora, dottoressa, parlavamo di tablet, telefonini, di console, di videogiochi. I nostri figli sono davvero schiavi della tecnologia? Vorrei cominciare dicendo magari solo i nostri figli, no? È una generazione dove genitore e figlio utilizza lo stesso gioco, che appunto, come dice lei, parliamo di tablet, parliamo di telefonini, e in un'età un po' particolare, perché l'uso di questa tecnologia parte in maniera molto precoce. Ci sono bambini anche entro l'anno che iniziano ad approcciarsi a questa tecnologia. E ci sono dei campanelli d'allarme, no? Quando dobbiamo preoccuparci di fronte a una reazione anche dei nostri figli? Allora, per i ragazzi più grandi, dall'età diciamo dei 10-11 anni in poi, possiamo iniziare a preoccuparci quando per loro non è più possibile stare senza la tecnologia. Quindi in qualunque momento in cui c'è bisogno di gestire l'attesa, la richiesta da parte del figlio del telefonino del genitore piuttosto che dell'uso del tablet, senza dimostrare nessuna capacità di gestire quel momento dell'attesa, che può essere in una sala d'aspetto piuttosto che al ristorante, piuttosto che veramente in qualsiasi altra situazione in cui generalmente i genitori hanno adottato quando erano piccoli delle strategie. Quando non vengono messe in atto appunto queste strategie, ma viene subito chiesto l'uso del cellulare o del tablet. Il campanello d'allarme più forte è quando non riescono più a farne a meno in qualunque momento, quindi lo utilizzano non solo in queste situazioni di attesa, ma durante il tempo libero, quindi non esiste più un'alternativa a questo, cioè quando questo si sostituisce a tutto il resto. Ed è una riflessione importante da fare con i genitori, è proprio la loro infanzia, perché loro alla stessa età non avevano questo tipo di tecnologia, quindi hanno affinato delle competenze che i bambini di oggi non stanno assolutamente sviluppando, proprio perché abusano della tecnologia. E la tecnologia è parte integrante della vita soprattutto dei giovanissimi, ma un po' di tutti noi a scuola. Probabilmente in un futuro anche prossimo non si andrà più con i libri, ma si andrà solamente con i tablet, e le ricerche non si fanno più in biblioteca con le enciclopedie, ma si fanno su Wikipedia piuttosto che su Google. Ma esiste una best practice, cioè quanto al massimo possono stare i nostri ragazzi, se ha senso questa domanda, su questi strumenti tecnologici, che possono essere i telefonini così come possono essere le console? Ok, io partirei proprio da questa riflessione. Quanto noi genitori ci stiamo, prima di tutto? Perché è quello il nostro termine di paragone, perché se io ho tutto il giorno il telefono e lo controllo tutto il giorno, ovviamente il fatto che mio figlio stia 5-6 ore magari non mi dà così tanto fastidio. Ok, quindi la riflessione da fare è proprio io, anzitutto come genitore, quanto lo utilizzo. E per quanto riguarda i figli, io direi che quando tutto il tempo libero è trascorso con la tecnologia, c'è qualcosa che non sta funzionando, e il tempo libero può essere tutti i momenti in cui non devo fare sport e non devo svolgere i miei compiti durante i miei compiti di studio. In realtà
anche durante i compiti c'è comunque sempre il telefonino connesso, soprattutto con WhatsApp. Quindi anche in quel momento in cui non ci dovrebbe essere la tecnologia, in realtà fa parte anche quello un momento della tecnologia. Quindi quando è totalmente il tempo che ho a disposizione è totalmente dedicato alla tecnologia. Parto con la televisione per poi passare al telefonino o magari il tablet. Ecco, non c'è alternativa. Senta, ma cosa scatta nella mente dei ragazzini che preferiscono giocare alla PlayStation piuttosto che fare una partita di pallone fuori in cortile? Ok, allora la mia riflessione è questa: quanto loro hanno avuto della partita, visto che lei ha proposto questo esempio, quanto loro hanno sperimentato la partita pallone fuori? Magari non l'hanno neanche mai sperimentata, se non nel contesto specifico di sport. Quindi cosa succede? Nel momento in cui io non so come posso stare in un contesto completamente diverso, utilizzo la tecnologia perché è quello che io conosco quel modo è un modo che mi piace quel tipo di stimolo, mi piace come mi fa sentire quel tipo di stimolo e quindi andrò a ricercare di nuovo quel tipo di stimolo, non trovando e non avendo neanche il bisogno di cercare un'alternativa. In realtà i bambini che giocano molto all'aria aperta sono meno legati alla tecnologia rispetto a chi invece o abita magari in una zona dove non c'è del verde, oppure appunto non ha mai sperimentato altro, perché ci sono bambini veramente che non hanno sperimentato alternative rispetto all'uso del tablet. Ecco. Quali sono i rischi dal punto di vista delle relazioni interpersonali piuttosto che anche neurologici di un abuso da tecnologia? Allora, bisogna un po' distinguere il momento in cui io entro in contatto con la tecnologia. Più ovviamente precoce è l'uso o abuso della tecnologia, più le conseguenze sono ad ampio raggio. Basti pensare, se un bambino di 2 anni che comincia un lieve capriccio, la risposta da parte del genitore è l'uso del tablet per la gestione di quel capriccio, che cosa questo può comportare. D'altra parte, in un'età come l'adolescenza, dove è fondamentale il rapporto con i pari, dove si sviluppano proprio le abilità sociali, se io in quel momento non ho la possibilità di mettermi in gioco nella realtà, ma lo faccio e trovo delle strategie e dei rinforzi solamente in una realtà virtuale, questo ovviamente comporta una mancanza proprio di sviluppo come diceva anche lei, di queste abilità che si sviluppano solamente nella relazione reale, non certo nella relazione attraverso un avatar, perché alla fine è una sorta di avatar. Se io entro in competizione magari online, nell'età dell'adolescenza si usano molto i giochi online, con un coetaneo, è diverso rispetto a che io entro realmente in relazione con quel coetaneo. Ma lei crede che sia anche un problema di, tra virgolette, pigrizia dei genitori, fondamentalmente per far star zitto un bambino al ristorante piuttosto che anche a casa, magari tornando a casa la sera uno è stanco, dagli il telefonino, dagli il tablet, è il modo anche più semplice, no? Sì, direi proprio di sì. Senz'altro utilizzare la tecnologia per gestire un bambino è il modo più semplice, certo, perché non implica nulla. Cioè io semplicemente do il tablet, funziona con tutti i bambini e i bambini rimangono letteralmente ipnotizzati rispetto a questo. Quindi imparano che in determinati contesti l'unico modo per gestire quel momento è avere la tecnologia a mia disposizione. Tant'è che poi è l'esempio che gli stessi genitori danno, perché spesso quando si va al ristorante, in pizzeria o in qualunque altro posto, anche non so, alla stazione in attesa del treno, gruppi di persone che guardano tutti il loro telefonino, nonostante magari siano in quel contesto insieme. Quindi diamo veramente, la società dà questo come esempio. Ci sono tante mamme, tanti genitori che si rivolgono a lei perché non sanno più come venirne fuori, come fare. No. Ed è proprio per questo che io ho pensato a questo progetto, perché non c'è informazione rispetto a questo, non c'è nessuno che dia informazioni di quali possono essere le conseguenze. Quindi il fatto che un bambino di 7 anni trascorra anche 5-6 ore, anche di più, in rete a guardare video YouTube piuttosto che a giocare è diventato normale, e invece non deve essere così, capisce? E sono in aumento nell'età della fascia più alta fobie sociali, attacchi di panico, proprio difficoltà di relazione e
ormai però è tardi, no? Se noi interveniamo prima rendendo i genitori consapevoli di quali possono essere le conseguenze, forse riusciamo in qualche modo a diminuire un po' le conseguenze. Quindi la richiesta è, arrivano genitori di 4-5 anni che non sanno gestire i bambini perché utilizzano solo la tecnologia? No, perché hanno risolto il loro problema con la tecnologia, quindi non c'è il problema, perché la tecnologia ha risolto la loro incapacità di gestire. Lei come alternativa a questa dipendenza da tecnologia rispolvera anche il passato, ovvero i buoni e sani giochi da tavola, Sì, che è un po' il titolo anche della serata di mercoledì. Sì, in realtà non è il passato, perché attualmente escono circa 2000 giochi all'anno, quindi è diventata un'elite, nel senso che c'è una ristretta cerchia di persone esperti di giochi da tavolo, anche adulti, che trascorrono tantissime serate proprio attraverso il gioco da tavolo. Si prova a immaginare una scena di, non so, un bambino di 7-8 anni che gioca a carte con il nonno, e prova a immaginare la scena dello stesso bambino che gioca a carte, ad esempio col tablet. I meccanismi che vengono messi in gioco e i rimandi rispetto a quello che accade all'esterno sono completamente diversi. Quello che il bambino vede e percepisce rispetto a cosa il nonno sta provando, piuttosto che il compagno di classe con cui sta giocando in un gioco da tavolo, sono completamente diversi. Lo scopo della serata è proprio quello di divulgare queste informazioni per far riflettere i genitori su questo aspetto, perché a mio avviso il gioco da tavolo veramente racchiude un po' tutte i bisogni educativi e cognitivi che un bambino ha dal punto di vista proprio della stimolazione. Quindi in qualche modo col gioco da tavolo possiamo mettere in campo tantissime energie che non mettiamo in campo invece con la tecnologia, perché il problema è proprio questo, che la tecnologia non è qualcosa in più, è diventato qualcosa che ha sostituito qualcos'altro, e quindi tutte le abilità che i genitori hanno, perché non sono nativi digitali, i loro figli non le stanno sviluppando perché non hanno avuto la stessa esperienza reale e concreta di relazione attraverso ovviamente il gioco. Il gioco è il mezzo fin dalla nascita per sviluppare l'intelligenza e tutte le abilità cognitive. Nel momento in cui mi viene a mancare il gioco, ovviamente ci saranno delle conseguenze nell'equilibrio dello sviluppo di tutti i bambini, non solo in tutti, insomma. Ecco. Da psicologa, qual è l'età giusta per regalare il telefonino a un ragazzo? Allora, bella domanda, perché Nel abbiamo senso una che società di in mezzo cui c'è anche il fatto che, a differenza magari delle nostre generazioni, adesso un 14enne si trova molto spesso da solo in situazioni che insomma il telefonino potrebbe anche sì, diciamo che secondo me se si riesce a resistere fino ai 14 anni sarebbe una buona cosa, insomma, ecco. Consapevolmente rispetto proprio al fatto che nel momento in cui io lo regalo il bambino sarà perennemente connesso, quindi alle medie penso siano forse 1 o 2 compagni, 2 alunni insomma per classe che non hanno il telefonino, ma il 90% già è diventato un regalo per la comunione, quindi già a 7-8 anni un bambino già riceve il primo cellulare, ecco. Lei anche in questa intervista ha lanciato anche un messaggio e un consiglio ai genitori, no? Riscopriamo i giochi da tavola, cerchiamo di stare di più con i nostri figli e di togliergli il più possibile questa tecnologia. Sono però delle cose difficili anche da mettere in atto con la vita frenetica, no, di ogni giorno. Pensiamo a moglie e marito che magari lavorano per 10 ore, tornano a casa e compiti, controllare la cartella eccetera, lo zaino, mettersi anche a dialogare in modo costruttivo, no, come facevano una volta, certo. Può essere anche molto difficile, molto faticoso. Certo. Che cosa si sente di dire ai genitori? Mi sento di dire questo, che il gioco da tavolo può durare anche un quarto d'ora, può durare anche 20 minuti, può durare anche un'ora e mezza a seconda del gioco da tavolo che si utilizza. Ci sono tantissime possibilità, quindi nel momento in cui il genitore vuole dedicare il piccolo tempo che ha a disposizione per i propri figli, perlomeno non lo dedichi guardando la televisione o giocando entrambi magari con la Wii o con il tablet, ecco.
Abbiamo demonizzato in questo quarto d'ora la tecnologia, una cosa positiva invece che hanno i telefonini, i tablet e le console per i ragazzi. Allora, ci permettono di avere un accesso rapido a moltissime informazioni. E mi collego a lei perché è una cosa molto importante che deve passare come messaggio. Noi non diamo questo pezzettino della tecnologia, non lo diamo come esempio, perché se il genitore utilizza il telefono per Facebook piuttosto che per guardare le mail, ma non utilizza almeno non passa questo messaggio ai figli, che il telefono mi serve anche per avere accesso a tutta una serie di informazioni che io quando ero piccolo dovevo aspettare l'apertura della biblioteca piuttosto che trovare quel libro specifico di quell'ambito. Quindi dà una possibilità vasta di apprendimento la tecnologia, se utilizzata ovviamente nel modo giusto, e se io genitore do anche questo come esempio. E il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio per essere stata qui con noi la dottoressa Doriana Binotto. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie ancora alla dottoressa. Vi ricordo l'appuntamento con tutti questi temi che verranno discussi e dibattuti mercoledì a Giavara del Montello presso la biblioteca. Grazie a tutti per l'attenzione e restate sintonizzati sui programmi di Radio Veneto 1. Arrivederci. Veneto 1 con voi. Focus Attualità.